benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Impressione a Reggio Emilia per l'assassinio di Raffaele Stipa, il pizzaiolo di Capodorlando, ucciso a coltellate da un cliente che voleva mangiare gratis. Fiori e messaggi di gente commossa davanti al suo locale. Una persona gentilissima, raccontano i clienti. Ferita anche la sorella che tentava di difenderlo. Assenteisti al Comune di Palermo e alla Reset, la società partecipata dei giardinieri. 14 indagati timbravano ingresso e uscita grazie a colleghi compiacenti e andavano per negozi o a pesca. Vasto incendio nella notte ad Altavilla Milicia, panico tra i residenti della contrada Grotta Mazzamuto, costretti a uscire per le alte fiamme alimentate da caldo e vento. In mattinata situazione sotto controllo. A Palermo e Catania bollino rosso per il gran caldo, ma da giovedì sera le temperature saranno in calo e arriveranno anche i temporali di calore, soprattutto nelle aree interne della regione. Emergenza idrica infinita nell'Agrigentino, un guasto all'acquedotto Tre Sorgenti interrompe la fornitura in diversi comuni della provincia. Potenziato il servizio di autobotti per limitare i notevoli disagi. A Catania partiti i lavori di riqualificazione della zona industriale, un maxi intervento da 50 milioni per mettere in sicurezza la viabilità del polo produttivo. Il sindaco trentino, un investimento cui ha contribuito la regione su sollecitazione del comune. Attualità politica, il Capolargo cerca unità in vista della campagna elettorale per le regionali in Sicilia, ma l'ex Iena, la Vardera, soffia 2 deputati al Movimento 5 Stelle. Calcio, al via da domani il mercato estivo con Palermo e Catania pronti a muoversi tra entrate e uscite. Rosanero accelerano, già ufficiale Estevez. Il Catania riparte da Longo e Varrà puntando su giovani e sostenibilità economica. Bentrovati, tragedia a Reggio Emilia, un ristoratore di Capodorlando è stato ucciso a coltellate nella sua pizzeria dopo una lite con un cliente che non voleva pagare l'ennesima pizza. Ferita la sorella, arrestato l'aggressore, la comunità è sconvolta, non dimenticheremo la sua gentilezza. Roberta Lunghi. Era originario di Capodorlando, nel Messinese, Raffaele Stipa, 67 anni, padre di 2 figli, ucciso a coltellate ieri sera da un cliente abituale all'interno della sua pizzeria Yogi a Reggio Emilia, dove lavorava da oltre 20 anni. Con lui la sorella minore Antonella, 52 anni, che è rimasta ferita. Un uomo stimato dalla stessa comunità che appare sconvolta e che questa mattina ha lasciato fiori, messaggi scritti a mano e piccoli oggetti all'ingresso della pizzeria. Per tutti sarà impossibile dimenticare la sua gentilezza. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione è avvenuta poco dopo le 22:30 in via Gran Sasso d'Italia. Un cliente, 42enne di nazionalità italiana con problemi di tossicodipendenza, ha chiesto di consumare senza soldi. Ne devi pagare ancora 3, ha risposto Stipa. Una frase che avrebbe innescato una reazione inattesa, sfociata nelle coltellate sferrate al 67enne. Nonostante i soccorsi, per Stipa non c'è stato nulla da fare mentre la sorella è ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova. Il presunto responsabile è stato rintracciato e arrestato nella notte dalle forze dell'ordine intorno alle 2, dopo essersi dato alla fuga. Fondamentali le immagini di videosorveglianza all'interno del locale. Le indagini intanto proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Assenteisti al Comune di Palermo e alla Reset, la società partecipata dei giardinieri. 14 indagati. Timbravano ingresso e uscita grazie a colleghi compiacenti e poi andavano per negozi o a pesca. Orazio Longo.
Qualcuno andava a fare la spesa, qualcun altro in giro per negozi e nei centri commerciali. C'è chi prendeva solo un caffè, chi tentava la fortuna al centro scommesse e chi andava addirittura a pescare. Tutte attività lecite, se non fosse che chi le eseguiva sarebbe stato formalmente in servizio al lavoro. La Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito un'ordinanza con la quale il GIP ha disposto 14 misure cautelari nei confronti di 5 dipendenti del Comune di Palermo con mansioni di messo notificatore e di 9 addetti della società Reset, partecipata del Comune, impiegati come giardinieri. In particolare, secondo le accuse, i messi notificatori avrebbero fatto finta di eseguire notifiche non andate a buon fine per fare altro, come ad esempio andare a coltivare terreni. In alcuni casi il tempo trascorso in questo fare altro sarebbe stato anche di 5 ore. Qualche dipendente della partecipata non sarebbe neppure andato al lavoro, mentre la timbratura in entrata e in uscita veniva garantita da parte di colleghi compiacenti. I reati ipotizzati per cui si procede sono truffa aggravata ai danni di un ente pubblico e falsa attestazione della presenza in servizio. Le indagini si sono sviluppate attraverso servizi di pedinamento e di appostamento, attività di videosorveglianza, analisi documentali e verifiche dei tabulati delle timbrature dei badge di servizio. Nel complesso sono oltre 550 gli episodi di falsa attestazione di presenza ricostruiti. Disposta la sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio o servizio fino a un massimo di 3 mesi e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ad Altavilla Milicia, nel Palermitano, le fiamme nella notte hanno minacciato e costretto a uscire dalle abitazioni i residenti ed è il secondo incendio di vaste dimensioni di questa stagione estiva. Manlio Viola. Brucia dalla scorsa notte il bosco intorno ad Altavilla Milicia nell'immediata provincia di Palermo. Le fiamme si sono sviluppate in contrada Grotta Mazzamuto, ma presto si sono spostate in direzione dell'abitato composto da numerose abitazioni di villeggiatura e vere e proprie ville estive. La richiesta d'aiuto è arrivata da decine di residenti che segnalavano le fiamme alte che minacciavano le abitazioni. Ad alimentare il rogo, secondo le prime informazioni, sarebbero stato anche il vento e il caldo intenso, che rendono più complesso il contenimento delle fiamme. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i forestali e la protezione civile. Sono state ore di tensione fino all'alba, quando l'intervento dei soccorritori è divenuto più efficace e il fuoco è stato circoscritto, anche se ancora non spento. Le fiamme però non si dirigono più verso le abitazioni. A comunicare che il peggio è passato è stata la stessa amministrazione comunale di Altavilla Milicia. Il territorio è in sicurezza, si legge in un messaggio dell'amministrazione ai cittadini, che ringrazia anche i vigili del fuoco, il corpo forestale e la protezione civile. In corso le operazioni di spegnimento, poi toccherà alla conta dei danni, che sono certamente consistenti. A tenere in apprensione i villeggianti però il fatto che il caldo è previsto anche nei prossimi giorni, con rischio elevato per l'intera area. Ancora caldo, appunto, caldo afoso in tutta la Sicilia. Palermo e Catania oggi da bollino rosso, ma da giovedì sera le temperature saranno in calo e arriveranno anche i cosiddetti temporali di calore, soprattutto nelle aree interne della nostra regione. Marco Gullà. Antonio, fa caldo. È come se fa caldo e infatti anche per oggi Palermo e Catania sono da bollino rosso. A rendere il caldo particolarmente insidioso è la combinazione di picchi termici con alti tassi di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Qui siamo a Palermo, a mezzogiorno si sono toccati anche i 37 gradi. Come si può fronteggiare questo caldo? Caldo, bere tanta acqua, sventolarsi, mangiare una granita. Che caldo fa, Palermo! Attenzione però, perché il grande caldo genererà dei temporali accompagnati da frequente attività elettrica che potrebbero interessare le zone interne tra il Palermitano e l'Agrigentino, il Nisseno, le Madonia e i Nebrodi. Ma c'è una buona notizia: il caldo afoso dovrebbe abbandonare l'isola entro qualche giorno. Questo clima afoso ci accompagnerà fino alla giornata di giovedì 2 luglio. Poi dalla serata di giovedì è atteso un cambiamento, perché un rinforzo della corrente a getto polare sull'Atlantico farà arrivare dell'aria un po' più fresca in quota sopra questo serbatoio di aria calda che si è formato in questi giorni e si è accumulato in questi giorni soprattutto sui mari, sulle nostre aree pianeggianti, e oltre a causare un calo delle temperature originerà anche dell'instabilità atmosferica. Intanto, in attesa dell'aria fresca, si ricorre a qualsiasi metodo pur di non sudare. It's very hot here. Grazie.
E nel frattempo è arrivata una nuova emergenza idrica nell'Agrigentino, l'ennesima, un guasto all'acquedotto, con l'acquedotto che si chiama Tre Sorgenti, ha interrotto la fornitura in diversi comuni della provincia. Potenziato naturalmente il servizio di autobotti per limitare i disagi che rimangono notevoli per cittadini e attività commerciali e pure per l'ospedale di Canicattì. Davide Sardo. Ancora emergenza idrica nell'Agrigentino. Un improvviso guasto all'acquedotto Tre Sorgenti lungo la statale 189 nei pressi del bivio per Grotte ha costretto AICA a interrompere la distribuzione dell'acqua in diversi comuni della provincia per consentire i lavori di riparazione. Per fronteggiare i disagi è stato rafforzato il servizio sostitutivo con autobotti, indispensabile per garantire la fornitura d'acqua alle utenze più esposte. Grazie agli autobottisti noi riusciamo ad andare avanti, ma non è la regola è che ci sia una fornitura continua, costante. Quella dell'autobot è una situazione temporanea, è una situazione di emergenza. Noi chiediamo e pretendiamo che la situazione venga regolarizzata, che si torni, anzi si inizi a vivere in una realtà, in un paese civile, dove quello che ci è dovuto ci deve essere dato senza discussioni. Il disservizio interessa anche l'ospedale di Canicattì, dove la situazione viene monitorata con particolare attenzione. Il nuovo stop arriva in un momento già delicato per il territorio. La carenza d'acqua continua infatti a pesare sulle famiglie, ma soprattutto sulle attività commerciali e produttive. La cosa che mi preme di più vedere un artigiano, un pasticcere, quando la mattina apre la saracinesca e manca l'acqua, è un grandissimo disagio, quindi una mancanza di introito alla propria azienda. Con il caldo e consumi in aumento cresce la richiesta di soluzioni rapide e interventi definitivi per superare un'emergenza che da troppo tempo mette in difficoltà cittadini e imprese. A Catania partiti i lavori di riqualificazione della zona industriale. Un maxi intervento da 50 milioni di euro che punta a mettere in sicurezza la viabilità del polo produttivo e rilanciare lo sviluppo industriale. Desiree Ferlito. Strade al buio, dissestate, con una condizione marciapiedi assolutamente impraticabile. Il verde abbandonato, stiamo provando invece adesso a ripartire. Ripartire dalla zona industriale di Catania. Dopo anni di attese e inefficienze hanno preso ufficialmente il via i lavori di scarificazione che segnano l'apertura di un maxi cantiere da 50 milioni di euro, finanziato dalla Regione Siciliana e fortemente voluto dall'amministrazione comunale. Le prime opere riguarderanno il rifacimento della pavimentazione stradale, un intervento considerato prioritario per garantire maggiore sicurezza alle migliaia di lavoratori e di mezzi pesanti che ogni giorno attraversano una delle arterie produttive più importanti dell'isola. Una delle prime intenzioni era quella di realizzare la linea industriale che permette la canalizzazione dei reflui, ma non avremmo mai eseguito i lavori entro il termine del 31 dicembre 2027. Quindi, considerando che un'altra priorità era la sicurezza dei lavoratori in una condizione di assoluta fatiscenza e degrado di tutta la pavimentazione stradale, abbiamo ritenuto fosse urgente intervenire su di essa. Dirottare fondi sulla riqualificazione della rete viaria senza però abbandonare il progetto ambientale, considerata un'infrastruttura non più rinviabile, ha garantito il sindaco trantino. Intanto il maxi cantiere prevede il rifacimento integrale di circa 50 strade, la ricostruzione dei marciapiedi, l'adeguamento dei sistemi di drenaggio e l'installazione di una moderna rete di illuminazione pubblica LED. È un momento grandemente significativo, perché non solo rilancia la nostra zona industriale, diventa ancora più attrattiva perché ci sono sempre più aziende che chiedono di insediarsi a Catania. A Siracusa la viabilità come un percorso a ostacoli, tra buche e messe in sicurezza soltanto provvisorie. Le strade diventano una potenziale trappola, soprattutto per chi si sposta sulle due ruote. Francesco Aloi. Non si può camminare proprio, è una cosa paurosa. Mettersi alla guida a Siracusa significa imbattersi in un percorso ad ostacoli. Sì, tra buche e tondini in ferro con la rete arancione. Questa dovrebbe essere una soluzione provvisoria, ma sembra che a Palazzo Vermexio la considerino definitiva. Qui restano 6, 8 mesi, 10 mesi a vita. Secondo me
Siracusa si ferma da via Arsenale in su, dopodiché non esiste più per il signor sindaco Siracusa. Le strade sono troppo intasate, sia dalle buche che dalle auto, e quindi c'è una circolazione un po' disordinata. Quartiere che vai, tondino che trovi. Sulla carta dovrebbe trattarsi di una messa in sicurezza, ma quando tutto viene usurato dal tempo si crea un serio pericolo per automobilisti e soprattutto centauri. Guidare è troppo pericoloso oggi a Siracusa. Ci sono delle strade fatiscenti, tombini, voragini. Tutti i giorni, insomma, si capita di beccare una buca che è dannosa sia per lo scooter, ma può essere soprattutto pericolosa per la nostra sicurezza. E quindi cosa si fa? La gincana? Quindi si fa la gincana. Su questa pista ciclabile, zona Balza Cradina, i tombini mancano da mesi e mesi e tutto è fermo così, da tantissimo tempo. Tra buche e tondini la sicurezza in strada latita e poi c'è chi definisce tutto ciò opere d'arte contemporanea. Una battuta per sdrammatizzare. Sì, certamente una battuta. Siamo all'attualità politica. Il campo progressista fa i conti con Lavardera. Durante il tavolo di confronto organizzato a Palermo, l'ex Iena soffia 2 deputati regionali al Movimento 5 Stelle. Luca Ciliberti. Il Campolargo prova a riorganizzarsi, a serrare le file in vista della lunga campagna elettorale che arriverà fino alle regionali, sulla carta in calendario a fine 2017, ma con la finestra sempre aperta a date anticipate. Per ora senza primarie, per scegliere il candidato giusto da contrapporre al centrodestra. Nel frattempo però alcuni deputati di opposizione si avvicinano a quello che resta ancora oggi un potenziale alleato, l'ex Iena Ismaele Lavardera, che ha disertato il tavolo di confronto palermitano per accogliere 2 ormai ex grillini, la catanese Giose Marano e il siracusano Carlo Gilistro. Noi nel corso degli anni il Movimento 5 Stelle ha visto tantissimi ex deputati andare via. Non mi pare che nessuno di essi è stato poi rieletto. Eppure l'unità della coalizione e la condivisione di un percorso politico sono proprio dei temi venuti fuori dal tavolo del campo progressista. Il coordinatore del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, manda anche un messaggio all'alleato. Ogni forza politica, soprattutto se alleata, dovrebbe portare valore aggiunto alla coalizione. Poi se lavora per cercare di prendere deputati o eletti delle stesse forze politiche con cui è alleata, ne risponderà alla propria base e ai propri elettori. Il centrodestra invece rimanda tutti i tavoli di confronto a dopo la manovrina da 400 milioni di euro che dovrebbe arrivare in aula la prossima settimana. E intanto il deputato Ismaele Lavardera terrà una conferenza stampa domani per presentare i 2 deputati ai quali si aggiungerà un terzo nome. Con ogni probabilità si tratta di Alessandro De Leo di Forza Italia, per annunciare la nascita così del gruppo parlamentare di Controcorrente. A Palermo la polizia ha arrestato 4 persone che stavano effettuando lo scambio di un carico di droga. Il controllo ha permesso di sequestrare quasi 30 kg di hashish suddivisi in 300 panetti. Il giudice di Palermo ha convalidato gli arresti e disposto per i 4 la misura cautelare ai domiciliari. A Catania sequestrate 14 tonnellate di tonno rosso, contestati 80 illeciti amministrativi, emesse sanzioni per 160.000 euro. È il bilancio dell'operazione della Guardia Costiera della Sicilia orientale per contrastare le attività illecite nella filiera della pesca. Accertate irregolarità nel trasporto e nella commercializzazione del tonno rosso, specie sottoposta a specifici limiti e autorizzazioni. A carico dei comandanti di alcuni di questi pescherecci sono state contestate anche sanzioni per irregolarità nella licenza di pesca. A Lampedusa sono sbarcati nella notte 17 migranti. Il gruppo partito da Zuara in Libia viaggiava su una barca di 6 metri. La nave della ONG che ha soccorso i profughi è stata sottoposta a fermo amministrativo, secondo il recente decreto Piantedosi. Intanto Lampedusa si prepara ad accogliere il Papa.
Il pontefice Leone XIV arriverà nell'isola sabato, imponente la macchina organizzativa. Noi seguiremo la storica visita in diretta con collegamenti e servizi nei nostri telegiornali. Ecco Adelaide Barbagallo. Mentre Lampedusa continua ad accogliere migranti, nell'isola vengono completate le ultime opere per l'arrivo sabato di Papa Leone XIV. Tutte sold out le strutture ricettive. Temporaneamente è stato aperto lo scalo di Cala Pisana. Davanti la maggiore delle isole Pelagie arriveranno le navi militari per trasferire e far alloggiare quasi 100 sanitari e 250 operatori della protezione civile. La San Giusto della Marina garantirà la sistemazione, visto che a Lampedusa non ci sono più posti in alberghi e B&B, agli addetti della macchina organizzativa. Attesi centinaia di operatori dell'informazione. A Lampedusa saremo presenti anche noi per documentare durante i telegiornali la storica visita di Leone XIV, che avviene 13 anni dopo quella di Papa Francesco. Altamente simbolico il posizionare sull'altare, dove sarà celebrata la messa, la Madonna di Portosalvo, patrona di Lampedusa e simbolo di amicizia tra i popoli. Nelle immagini vediamo la grande festa che ogni anno i lampedusani le dedicano. Il Papa, per ragioni di sicurezza, non potrà visitarne il santuario, una grotta che è divisa a metà. Da un lato c'è l'effigie cristiana della Madonna, dall'altro l'oratorio musulmano dedicato a un santuomo sufita, segno che il dialogo interreligioso nell'isola è sempre esistito, testimonianza in un mondo dilaniato dalle guerre che può esserci serena convivenza tra popoli di diverse religioni. Leone XIV arriverà sabato alle 9. Il pontefice toccherà i luoghi simbolo dell'isola, il cimitero per ricordare le vittime del mare, la Porta d'Europa, monumento simbolo delle migrazioni, il Molo Favaloro che sarà intitolato a Papa Francesco. La mattinata si concluderà con la messa, al termine della quale Papa Leone ripartirà per fare rientro in Vaticano. Cinema, si intitola Madres ed è un corto sulle madri di persone con disabilità. Un racconto senza filtri del regista Giacomo Bonaggiuso, girato in luoghi iconici della provincia di Trapani. Orazio Longo. 6 madri e una sorella di persone con disabilità che senza filtri, dopo un laboratorio teatrale ad hoc, raccontano il loro vissuto e la loro quotidianità tra ferite, dubbi, sfide e conquiste, fatica da un lato e amore silenzioso dall'altro. Si intitola Madres ed è il cortometraggio diretto da Giacomo Bonaggiuso che vuole raccontare storie di madri di persone con disabilità, girato in luoghi iconici della provincia di Trapani, dal Cretto di Burri a Gibellina, al santuario di Selinunte dedicato a Demetra, ai pontili di Marausa. Sono tutti simboli di bellezza straordinaria che circondano di luce un evento che non è luttuoso, non è il Venerdì Santo, non è la morte, non è un indagare su un dolore profondo che, sebbene abbia radici potentissime e profondissime, non può essere ribaltato in luce. Quello che Madres vuole dire è che questi figli sono la gioia lo stesso dei loro genitori e siamo noi un tantino indietro a non averlo capito. Smettere di essere invisibili agli occhi della società, non per ottenere compassione ma per fare conoscere una realtà senza retorica, in cui l'obiettivo dell'inclusione sociale e l'attuazione piena dei diritti devono fare i conti con barriere culturali e strutturali spesso troppo grandi. Ci aspettiamo che questo film sia il grido delle nostre voci a corale per scuotere un po' le coscienze delle persone e togliere quel velo di pietismo che c'è intorno al mondo della disabilità. Il cortometraggio sarà realizzato grazie al patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Grande interesse questo documentario. Tra poco per il calcio, la partenza ufficiale del mercato domani, con il Palermo che ha già centrato un colpo. State con noi, vi aspettiamo. Il mercato estivo aprirà ufficialmente i battenti nella giornata di domani. Il Palermo è già avanti nelle trattative. Annunciato il primo colpo, Estevez, svincolatosi dal Parma. In casa Catania, dopo l'ufficialità dell'allenatore Longo e del DS Varrà, si procederà con l'allestimento della rosa. Marco Gullà.
In attesa delle ufficialità per Hernani e Cassandro, il Palermo ha già annunciato l'ingaggio del centrocampista Nahuel Estevez. Il calciatore svincolatosi dal Parma si è legato al club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. Ma il Palermo lavora anche su altri reparti. Trimboli è ancora nei radar per la mediana, mentre la Padula viene indicato come una possibile soluzione per il ruolo di vice Poyampalo. Tra i nomi in lista ci sono anche Moreo del Pisa e De Luca, rientrato alla Cremonese dopo il prestito al Modena. Il Palermo dovrà sciogliere diverse situazioni in uscita. Nicolao è seguito dalla Stera Stripolis, mentre Blen e Gomez restano sul mercato. Passiamo al Catania, che procede per tappe. Prima l'ufficializzazione del DS Varrà e dell'allenatore Longo, che nel fine settimana approfondirà con la società le strategie di mercato, in attesa di vedere i giocatori al Massimino per il ritrovo e poi per i primi allenamenti. L'obiettivo è chiaro: alleggerire il monte ingaggi e nel frattempo restare competitivi con una distribuzione diversa del budget, rispettando il salary cap che entra in vigore dal 1 luglio. Ecco perché i giovani sono in primo piano, i nati dal 2000 in poi, come Bruzzaniti, Gimenez e Leonardi. Ovviamente resteranno anche alcuni giocatori esperti, ma altri saranno sacrificati anche per contenere gli ingaggi. In entrata i profili accostati sono quelli che Longo aveva a Crotone e che a quanto pare erano stati anche avvicinati dal Foggia quando il tecnico sembrava vicino ai pugliesi. I centrocampisti Gallo e Vinicius, oltre agli esterni Energia e Zunno. Qualcuno di loro potrebbe arrivare in rosso-azzurro. Interessano anche Del Sole dell'Ascoli e Cannavò del Cosenza. Da domani si entra nel vivo. Dopo la scelta dell'allenatore e del DS va allestita la rosa giusta. Noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.